Buongiorno. È proprio il caso di dirlo. Buongiorno, sì sì. Anche oggi tanti argomenti di cui abbiamo parlato con i tifosi presenti in ritiro. Questa è la seconda puntata di Gente di Maro. Gente di Maro, eccoci qua. Tempo stamattina com'era? Pioveva assai. Ma stiamo a metà luglio. Troppa acqua. Cioè a un certo punto uno dice va bene il Trentino, va bene che uno scappa dal calore delle città oppure dei posti. Però così è troppo. Queste sono le contromisure contro questa pioggia estenuante. Però lei è venuto qui bello preparato. Assolutamente sì, perché sono saliti in moto In moto da dove? da Salerno, Cava dei Tirreni. Madonna. Mattinata di pioggia infernale da queste parti, il pomeriggio invece è stato nettamente più clemente, ma la vera notizia di oggi sono le visite mediche di Buongiorno. Speriamo che Buongiorno non si riveli un acquisto flop alla Maximovic di anni fa. No, ho visto giocare una volta in nazionale, ho detto ammappate. Ha detto proprio ammappate. 30 milioni per Maximovic, chi sta allenando? E 25 a qua. 35 da qua. E ci ha funnato poi per loro siamo dopo. Speriamo di no. Dobbiamo imparare a pronunciare Buongiorno in dizione. Dizione, buongiorno. Cioè zecca la dizione con le sillabe. Che ne so cosa vuol dire? Kate, addizione. Buongiorno più buongiorno. Buonasera. In dizione. Quindi com'è la pronunzia? Buongiorno, ma dopo che arricci un giro, vero? No, buongiorno. 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 La O. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno sì. Quindi come si chiama il nuovo acquisto del Napoli? Buongiorno. 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 Con la O chiusa. Questa è l'enorme fila per assistere agli allenamenti che per la prima ora sono top secret, dopodiché i cancelli verranno aperti e si potrà assistere ma non filmare. Lei ha imparato i nomi di battesimo dei 3 nuovi acquisti? Chi è il spagnolo? Aspetta, come questi giorni mi sono dedicato alla camminate nel bosco. Lei ha imparato i nomi di battesimo dei nuovi acquisti? Come si chiama Buongiorno? Alessandro. Spinazzola. Leonardo. Come si chiama di nome Marin? Poggio Poggio Marini. Buongiorno, come si chiama di nome? Non lo so, mi ricordo, come si chiama? È il nipote di Mike Buongiorno. Spinazzola? Spinazzola lo conosco come Spinazzola. Solo Spinazzola. Si chiama come un noto pittore, inventore italiano. Pittore italiano, che Picasso. Picasso Spinazzola. Come si chiama di nome Rafa Marin? Rafa Marin, José, no. Non lo conosco questo. Rafa Marin si chiamerà Rafa. Rafa. Via Marini. E a tenere banco gli argomenti sono 2, la pesantezza degli allenamenti di Conte e la permanenza di Osimhen. Abbiamo assistito a più di un ritiro, non abbiamo mai visto un allenamento del genere. Ho visto molti giocatori spompati, chi si manteneva il petto, chi stava un po' con la lingua da fuori. Li sta ammazzando. Li sta ammazzando No, nel ed è un senso- bene. È un bene, perché poi se poi fai un allenamento leggero, che fa? Poi Arrivi 10°. L'anno scorso si erano abituati troppo bene. Stavano a fare un circo, ma chi stanno invece? Stanno a fare segnare a rosso. Ci sto si mette non può fare niente, non vuole correre. Veramente. Ah, si ferma. Spero che rimane, ma secondo me, come l'abbiamo visto stamattina, non ci sono dubbi. Cioè, meglio Osimhen e no Lukaku, Ho visto l'europeo, l'ho visto un po' giù. Abbiamo già un palo di Meret in porta e mettiamo un altro palo davanti, siamo a posto. Lukaku giochiamo un in meno. Dai, va bene tutto Lukaku, però no. L'ho preso al fantacalcio, mi è credo fatto al affondare un fantacalcio. 863 crediti, ne ha fatto un cazzo. Lukaku no. Lukaku. Andate a Lukaku. Come ti chiami? Mi chiamo Giampaolo. E ti senti più Gianni o più Paolo? Mi chiamano Gian, quasi tutta la mia compagnia. A prendere le firme però. Ma come sono piccole queste firme? E me ne tirate, te ne. Nathan e Caiuste. Diciamo che Nathan e Caiuste firmano come giocano a pallone. Speriamo di no quest'anno. È raramente che mi chiamano Paolo, però nella mia famiglia, specialmente gli zii mi chiamano Paolo, però alcuni, cioè gli amici proprio che ho io mi chiamano Gianni. Io sento un chiarissimo accento napoletano. Milanesissimo, ma miei genitori napoletani. Quindi tifosissimo del Napoli. Come puoi c'hai vedere. pure un bel Sì, tatuaggio. nato a Milano, vissuto a Milano, ma Napoli ovunque per me. Gli amici ti chiamano Gian, Sì, esatto. ufficiale. Sì, Più Gian che Paolo. esatto, più Gian che Paolo, esatto. E quando sfoggi questo tatuaggio tra la nebbia, tra i tuoi concittadini milanesi? Ma già appiccica con tutto. Mi devo arrabbiare con tutti. Allora, un saluto da Di Maro con Gian. Grazie ragazzi, forza Napoli sempre. Sempre. Gente di Maro che se ne va. A dove? Dove gli pare? E non me la ricordo più. Allora, vi posso dire io. Andate. Gente di Maro, eccoci qua. Calcio Napoli 24, torna in città. Quello di Ali ci chiacchiere in giro.
chiacchierate, interviste ai tifosi durante il ritiro. Forza Napoli!